A settembre ripartono le scuole e il nodo principale, oltre ai controlli sul Green Pass del personale docente e scolastico, resta quello del trasporto pubblico utilizzato dalla gran parte degli studenti. Al momento si parla di obbligo di Green Pass per gli autobus di lunga percorrenza che si spostano tra regioni, ma i sindacati chiedono già al governo di non far gravare sugli autisti il peso dei controlli sulla capienza e sulle norme anti-Covid. La capienza viene portata all'80% della disponibilità dei posti. Anche qui speriamo che il governo anzi pretendiamo che il governo non dia carichi di lavoro già al personale autista, perché già guidare è un impegno. Dover anche verificare i numeri, verificare il Green Pass, verificare le mascherine, sarebbe una cosa che va solo a discapito del lavoro dell'autista. Con l'inizio dell'anno scolastico i sindacati chiedono dunque un rafforzamento del personale per far fronte ai controlli sui mezzi, visto che molto spesso in questi mesi non sono mancati momenti di tensione con gli utenti, magari sorpresi senza mascherina. Vengano impegnati dei lavoratori a fare delle verifiche esterne, a verificare la copertura dell'80%, a verificare il rispetto delle norme anti-Covid.